Benvenuti alla nostra rassegna stampa, vediamo adesso i principali fatti del giorno sulle prime pagine di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, in primo piano c'è la guerra in Ucraina dopo il vertice di Berlino al quale hanno partecipato gli Stati Uniti, l'Unione Europea e l'Ucraina. Si fanno dei passi avanti. Il Corriere scrive: Ucraina spiragli per la pace. Gli Stati Uniti offrono solide garanzie di sicurezza. Meloni incassa la frenata sugli asset russi. L'ipotesi di una forza multinazionale a guida europea. Mattarella che dice non si ridisegnano i confini con la forza. Segnali positivi dal vertice di Berlino sul conflitto in Ucraina, ma sul Donbass non c'è ancora l'accordo. Inaccettabile ridisegnare i confini è il monito del presidente Mattarella. E poi c'è un sondaggio oggi sul Corriere: un italiano su 3 ritiene la Russia una minaccia. Vediamo le altre notizie. Si parla ancora della strage di Bondi Beach in Australia, viaggi e bandiere ISIS, la famiglia dei terroristi della strage di Sydney, l'orrore avvenuto alla festa ebraica. Ricordiamo, ci sono stati 15 morti e più di 40 feriti. Altre notizie. L'imam, un caso italiano, l'imam di Torino rimesso in libertà. Ira del centro-destra. Il Viminale aveva detto sì all'espulsione dell'imam per le sue frasi pro Hamas. Leggiamo, torna in libertà Mohamed Shahin, l'imam di San Salvario. A Torino i giudici d'appello hanno accolto il suo ricorso e disposto lo stop immediato al trattenimento nel centro di Caltanissetta, dove era in attesa di espulsione. Nessun timore per la sicurezza. E poi vediamo questa fotonotizia dedicata al regista Rob Reiner, che vediamo in questa foto con la moglie Michelle. Il regista Reiner e la moglie sono stati trovati uccisi ieri nella loro casa. Fermato il figlio di Resse Harry, ti presento Sally. Trump ha commentato questo omicidio dicendo morto perché ossessionato da me. A proposito di Trump, vediamo l'apertura di Repubblica, mai così vicini alla pace. Queste le parole del Presidente degli Stati Uniti a proposito del vertice di ieri a Berlino, vertice tra leader europei, Zelensky e inviati statunitensi, poi la telefonata con il Presidente americano. L'Unione Europea apre a esercito multinazionale. Resta il nodo dei territori. Mattarella, inaccettabile ridefinire i confini con la forza. Strage di Sydney, gli attentatori erano seguaci del rinnovato ISIS. Queste le ultime notizie a proposito dei 2 attentatori, uno dei quali è morto, erano padre e figlio, il figlio è stato ucciso dalla polizia. E poi uccisi Rob Reiner e la moglie, fermato il figlio del regista Cult, il figlio che vediamo appunto in questa foto abbracciato al padre. Figlio problematico che aveva una dipendenza dalla droga. Pare che ci sia stato un litigio proprio con i genitori poco prima appunto di questo gesto. E poi vediamo anche la foto della famosa scena di Harry, ti presento Sally, uno dei film che è stato appunto diretto da Reiner. Vediamo nel taglio basso, rimesso in libertà l'imam di Torino, il Viminale. Ricorso. Ancora, andiamo a vedere la Stampa di oggi. L'allarme di Mattarella, Europa sotto attacco. Il presidente: disinformazione e intelligenza artificiale minaccia per la democrazia. E poi gli Stati Uniti, Ucraina, risolto il 90% delle questioni, Zelensky non i territori. Zelensky non è disposto appunto a cedere territori che non sono stati conquistati. E anche qui il caso dell'imam di Torino, l'ira di Meloni, dura reazione della Premier alla liberazione decisa dal giudice. Difficile garantire la sicurezza con questi giudici. E notizia che vediamo anche in primo piano sul Giornale.
Il giornale scrive: i giudici di Allah, le toghe liberano l'imam Shaheen che giustifica il 7 ottobre e la sinistra esulta. Meloni, così sicurezza impossibile. E ancora vediamo la stessa notizia in primo piano su Libero. Il governo arresta il giudice, libera l'imam che fomentava gli islamici. Incredibile, a Torino l'estremista che lodava gli autori della strage del 7 ottobre, scarcerato, pericoloso, non c'è prova secondo i giudici, PD e 5 Stelle in festa. Meloni, come garantiamo sicurezza? Ora, e poi la verità, i giudici che liberano l'imam che tifa per le stragi. Vediamo le altre prime pagine. L'Osservatore Romano invece nel taglio centrale vediamo l'abbraccio dopo la strage a Bondi Beach a Sydney, strage alla festa ebraica di Hanukkah. 16 morti, tra i quali uno dei 2 attentatori, e il tragico bilancio dell'attacco terroristico avvenuto a Sydney, la vicinanza spirituale di Leone, 14° alle vittime. E poi invece su Avvenire vediamo luce per l'Ucraina. I leader vedono progressi significativi nei negoziati dopo la 2 giorni di colloqui a Berlino, e Mattarella ribadisce: aberrante ridefinire i confini con la forza, Unione Europea vittima di aggressione. Sempre sulla pagina di Avvenire si parla di manovra finanziaria. L'annuncio di Giorgetti: arrivano 3,5 miliardi extra che andranno alle imprese, lo vediamo sul Sole 24 Ore. Per le imprese 3 miliardi e mezzo nel 2026, fondi che andranno a ZES, transizione 5.0 ed edilizia. Restiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore per vedere invece questo piano dell'Unione Europea: 650.000 case all'anno, arriva la stretta sugli affitti brevi. L'obiettivo è mobilitare 153 miliardi ogni anno. Le regole poi per le locazioni turistiche, di cui si parla tanto in questi ultimi tempi. Colmare un fabbisogno di 2 milioni di case all'anno, aggiungendo all'offerta attuale oltre 650.000 case ogni anno, un'operazione che costerà circa 153 miliardi di euro annui, da reperire grazie ad una massiccia collaborazione tra pubblico e privato. Sono queste le cifre chiave del piano casa europeo, al quale il commissario per l'energia e la casa Dan Jorgensen sta lavorando da mesi con una consultazione diffusa degli operatori che ha portato più di 13.000 risposte. Proprio di questo piano europeo della casa parla anche il manifesto, e vediamo il tetto che scotta. Questo è il titolo scelto oggi: sicurezza, c'è la casa in cima alle preoccupazioni degli europei. Lisbona, Barcellona, Madrid, Milano e Roma sono il vertice di una crisi abitativa sulla quale le destre speculano elettoralmente. Oggi la Commissione europea vara un piano senza fondi come quello italiano. Il Messaggero, veniamo invece alla nostra manovra, 3 miliardi e mezzo per le imprese, vediamo in alto, nel taglio alto, e poi Ucraina, la pace più vicina. Anche qui Rob Reiner ucciso con la moglie, in serata l'annuncio è stato arrestato il figlio, il regista di Harry Ti presento Sally, massacrato in casa, l'orrore e il cordoglio di Hollywood. Il resto del Carlino, vediamo per la cronaca, in basso il 16enne Fallù ammazzato in una rissa. Il responsabile è stato un coetaneo, è stato condannato a 11 anni e 6 mesi. Il papà della vittima dice: è una vergogna. Il ragazzino era intervenuto per difendere un amico e purtroppo ha pagato con la sua stessa vita. Vediamo il Fatto Quotidiano: accordo sul 90% ma non sui territori, Zelensky cede a Witkoff anche sulla NATO, Stati Uniti ottimisti. La Nazione:
un giallo che arriva da Firenze, un uomo è stato trovato dentro un baule mummificato, era in questo baule da anni nascosto, la procura indaga adesso la mamma e i fratelli, oggi l'autopsia. Si attendono risposte appunto su questa morte misteriosa che è diventata un giallo. Vediamo ancora il secolo XIX, anche qui si parla di Rainer e della moglie, arrestato il figlio, avevano appunto litigato e poi nel taglio basso Vittorio Sgarbi, salire in cima e vedere Dio, così la montagna ha ispirato i grandi pittori nella ricerca del sacro. Il Mattino. Vediamo tra le tante notizie una di cronaca, anche qui nel taglio basso a Pozzuoli, era a bordo di uno scooter, poi la tragedia, è morto Vincenzo di 16 anni, morto mentre andava a scuola in un incidente appunto stradale, e vediamo anche la Gazzetta del Mezzogiorno con questo titolo: la coperta è corta a proposito della manovra, Giorgetti, nuove misure per 3 miliardi e mezzo, riprogrammate le risorse per il ponte di Messina. Il Piccolo, vediamo oggi cosa mette in primo piano: il lenzuolo, la rete piegata, così l'evaso ha beffato tutti. Sconcerto a Trieste, caccia adesso all'uomo a basso raggio, nessuna traccia del 31enne che sta per diventare padre per la seconda volta, un pluripregiudicato che doveva essere rimpatriato in Pakistan ma che è evaso, la fuga è stata programmata. E ancora vediamo un'ultima prima pagina, vediamo il Mattino di Padova con questa foto: nascosti nel bar mentre fuori c'era una strage, una ragazza padovana racconta, testimone del massacro a Sydney, i killer erano seguaci dell'ISIS. Oggi c'è questa testimonianza appunto sul Messaggero del Veneto, sul Mattino di Padova, scusate. Ci fermiamo con questa notizia, ritorniamo tra poco con ancora la seconda parte della nostra rassegna stampa, i fatti regionali e anche gli aggiornamenti dal nostro sito. Bentrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa, vediamo i fatti regionali, ma intanto vediamo anche gli ultimi aggiornamenti sul nostro sito internet siciliaweb.it. Vediamo in apertura una rapina avvenuta a Catania all'alba nel distributore di benzina, ha portato via l'incasso all'impiegato che stava svuotando la colonnina del self-service. E poi ancora un'altra inchiesta per l'ex primario di chirurgia plastica Stagno Dal Contres, prognosi ridotta per infortunio sul lavoro, nei guai nuovamente appunto il medico. Armi e munizioni nel casolare abbandonato a Montepo, questa è la scoperta avvenuta a Catania, e poi pestato in piazza durante una lite, muore dopo 12 giorni, un fatto che è avvenuto nell'Ennese a Catena Nuova. Dopo 12 giorni di ospedale era ricoverato al Cannizzaro di Catania, non ce l'ha fatta, adesso c'è un 23enne che deve difendersi dall'accusa di omicidio. Ma vediamo all'interno la notizia di apertura: Catania, rapina all'alba nel distributore di benzina. Oggi a una stazione di carburanti appunto una rapina sull'asse dei servizi di Catania in direzione della città. Un uomo che indossava un casco si è avvicinato all'addetto che stava prelevando il denaro dalla colonnina del self-service e dopo averlo spinto a terra gli ha sottratto l'incasso ed è fuggito a bordo dello scooter con cui era arrivato. Indaga la polizia e adesso andiamo a vedere anche cosa scrivono i quotidiani che oggi trovate in
edicola, vediamo la prima pagina di Repubblica a Palermo. Ieri Elly Schlein, protagonista della festa dell'unità a Catania. Schlein ricompatta il PD siciliano, ora siamo pronti a vincere. La segretaria chiude appunto la festa regionale dell'unità, disgelo tra le due anime Dem, Schifani vada a casa. Queste le parole della segretaria del Partito Democratico. Non è in grado di fermare il sistema di potere descritto dalle inchieste. E a proposito di inchieste, emergono nuovi elementi dalle intercettazioni. L'assessore Amata era stata ricevuta da Cuffaro per le nomine alla sanità, pubblicate e rese note alcune appunto conversazioni tra Amata e Cuffaro proprio per la scelta dei nomi dei manager. Vediamo l'isola del salario povero, 15.000 euro all'anno per un lavoratore su due. Questa è la fotografia della CGIL. E ancora vediamo le altre notizie. La mazzetta dell'obitorio: per avere la salma bisognava pagare. Accade a Palermo. C'era anche un tariffario che andava dai 50 ai 100 euro. La fiamma olimpica ieri arriva a Palermo, è arrivata a Palermo ieri sera. Ricordiamo invece nella mattinata prima tappa il Trapanese. E poi vediamo in basso: nasce lo skate park, ecco gli impianti da riaprire. Ieri la visita del ministro Abodi. Andiamo a vedere all'interno le notizie appunto della prima pagina. Intanto la Sicilia del salario povero, meno di 15.000 euro l'anno per la metà dei lavoratori. Sono i dati della CGIL che fotografano stipendi medi più bassi d'Italia nel privato, solo il 13,3% sopra la soglia dei 30.000 euro. E poi a pagina 3 le parole dure di Elly Schlein nei confronti del governo Schifani. Schlein che ha parlato di tanti temi, ma naturalmente si è soffermata anche sulla gestione della Sicilia, alla luce anche dei tanti scandali e delle tante inchieste. La sfida di Schlein: Schifani vada a casa, siamo pronti a vincere. La segretaria nazionale appunto ha chiuso la festa dell'unità, disgelo tra le due anime del partito con il placet di Bonaccini. La leader, sulla questione morale che investe la maggioranza, ha detto: quello che succede qui riguarda tutto il paese, così aumenta la sfiducia. E poi l'avviso al governatore: non è in grado di garantire la discontinuità rispetto al sistema di potere descritto dalle inchieste. E ancora l'idea di rilanciare la stessa coalizione che ha vinto nelle altre regioni, quindi questo campo largo. In termini assoluti abbiamo preso più voti del centrodestra. Questa la proposta per le prossime regionali in Sicilia di Elly Schlein. Le altre notizie dalla prima pagina. Intanto vediamo, a proposito di inchieste, a proposito anche di scandali, mazzette al Policlinico: per restituire le salme bisognava pagare. La procura ha chiesto l'arresto di 4 dipendenti della Camera mortuaria e di 11 addetti delle pompe funebri che chiedevano la mazzetta pure sui morti da 50 a 100 euro. È una storia davvero amara, leggiamo, quella scoperta dai poliziotti della squadra mobile diretta da Antonio Sfameni. I 4 impiegati del Policlinico in servizio alla Camera mortuaria chiedevano soldi per accelerare le pratiche di rilascio delle salme o anche solo per vestire i defunti. Così adesso la procura, diretta da Maurizio De Lucia, sollecita l'arresto di Salvatore Lobianco, Marcello Gargano, Antonio Di Donna e Giuseppe Anselmo. Stessa richiesta per 11 tra titolari e dipendenti di agenzie di pompe funebri. Fatemi vedere mia moglie almeno per 5 minuti, e pagò la gang dell'obitorio. Questa è una delle tante storie che è finita appunto in questa inchiesta che ha fatto scoprire questo giro di denaro illecito, naturalmente, sui morti, sugli estinti, sui cari estinti, tangenti da 50 a 100 euro.
questi dipendenti dicevano: qui un mare di piccioli, trovato poi un libro mastro, le ditte ci pagano. La Sicilia, vediamo intanto il ponte, riprogrammati i 3,5 miliardi della manovra finanziaria che copriranno i buchi degli incentivi boom di stanze per transizione e ZES. Dal governo un nuovo pacchetto di modifiche, lo abbiamo visto prima, leggendo anche gli altri quotidiani, appunto questa decisione annunciata da Giorgetti, cioè questi soldi, questi 3 miliardi e mezzo della Ponte che sono stati spostati appunto per le imprese, questo dopo lo stop della Corte dei Conti. E poi vediamo la Schlein che affonda Schifani, lasci e liberi la Sicilia, il PD è già pronto, appalti sanità nelle carte dei PM, Amata in visita a casa di Cuffaro, e poi il processo per depistaggio a Caltanissetta. Sul depistaggio a Caltanissetta, Grasso ieri teste, asfalta la pista nera, quel pentito era inattendibile, sono state le sue parole. Andiamo a vedere allora questa notizia, pagina 6, Grasso sul pentito della pista nera, inattendibile, nessuna novità. L'ex magistrato ieri testa a Caltanissetta, depistaggi sulle stragi, nessun atto di impulso della DNA dopo che era stato sentito. Lo Cicero, il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, che mostra l'accendino funzionante che gli venne regalato da Giovanni Falcone, questo dopo 33 anni. Vediamo la prima pagina di Catania con la cronaca. Intanto a San Berillo lo spaccio era cosa loro, l'operazione Safe Zone, emesse 38 misure cautelari, il sindaco parla di un'operazione che ridà dignità al rione. Tra i reati contestati anche rapina, ricettazione ed estorsione, rubato telefono e chiesti 320 euro per restituirlo. E poi, sempre a Catania, ieri assalto armato ma poi fallito all'Eurospin in via Sabato Martelli Castaldi, la cassaforte non si apre e i 4 rapinatori si accontentano di 2 portafogli rubati ai dipendenti. Ancora vediamo la Gazzetta del Sud, verso un accordo a piccoli passi, si parla del vertice di Berlino in primo piano, ma poi andiamo a vedere Palermo, chiedevano il pizzo anche sui morti, questa vicenda appunto che arriva dal Policlinico di Palermo, la procura ha aperto questa inchiesta, ha chiesto 15 arresti tra dipendenti del Policlinico e impresari funebri. E ancora le 2 fotonotizie, ripristinate le corse tra Messina e Villa, torna fruibile l'attracco sulla sponda villese dopo i lavori di ristrutturazione, e poi depuratore di Tono, aggiudicato l'appalto, qui vediamo dove sorgerà l'impianto, l'opera consentirà di risolvere i problemi della riviera tirrenica di Messina. Andiamo all'interno e vediamo intanto questa notizia, una nuova inchiesta che vede tra gli indagati sempre Stagno Dal Contres e Franza, indagati per depistaggio. La nuova inchiesta aperta dalla Procura di Messina dopo l'intercettazione tra il chirurgo e l'imprenditore per l'infortunio sul lavoro del marittimo della Caronte Tourist. Il medico si rifiutò di consegnare la cartella clinica alla Guardia Costiera e a quanto pare avrebbe preso dei soldi per ridurre la prognosi dietro appunto le pressioni dell'imprenditore. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa che ritorna domani mattina. A tutti voi una buona giornata.